40 minuti torniamo in Serie A con Mirko Volpi che non ha gol da raccontarci, però episodi sì. Sì, tanto tra poco, insomma, tra poco che Crespo raddoppiasse, si parla di Parma-Lazio appunto, però il risultato però è fermo sempre sull'1-0 nei confronti appunto del Parma. Invece a Chievo c'è un episodio direi alquanto brutto e spiacevole anche da raccontare, perché Eto'o ha dato una testata a Cesar, il guardalini ha alzato la bandierina come appunto richiamare l'attenzione dell'arbitro, mentre l'arbitro Rocchi, si sta parlando, non ha preso provvedimenti, però naturalmente non è intervenuto. Infatti ci sarà sicuramente la prova TV. La prova TV che oggi sono molto cattivi con la prova TV, perché ricordiamo, dimmi Mecchi. No, c'è un aggiornamento sul fatto appunto di cui stavate discutendo, perché siamo riusciti a vedere le immagini appunto grazie al studio. E in effetti c'è stata questa testata di Eto'o che comunque è stata di lieve entità, e comunque c'è stato prima un episodio di Cesar che ha rifilato un pugno sulla testa a Eto'o, e quindi è stato più uno scambio di colpi tra entrambi. L'arbitro si è consultato sia col suo assistente poi con entrambi i giocatori e ha deciso di lasciarli tutti e due in campo. Una decisione per pareggio da questo punto di vista. Ma anche chi è che deve intervenire, sì?